con 5 punti sono a pari merito Patrick Romano e Michela Rossi, gli altri più indietro con Matteo Zaccherini a 3. Comunque 12 punti per Filippo Monti, che parte quindi favorito su Carlo Dorovic con 10. Questa è la terza prova, passa uno soltanto per la finale del campionato italiano gentleman. Andiamo a leggere lo schieramento di questa settima corsa: 1 Z Cash, 2 Zebur Isaiah TRGF, 3 Saccarina B, 4 Zumba B, 5 Viperina Spin, 6 Vassallo, seconda linea 7 Velvet Lux, 8 Zola Bad. I favori per Zumba B, Michele Canali, numero 4. Giocata anche Zola Bad, numero 8 Filippo Monti, macchina che accelera ed è veloce in partenza Saccarina B, che conquista il comando nei confronti di Viperina Spin, che attacca. Viperina potrebbe accodarsi, lo fa dopo 100 metri per scendere in corda davanti a Z Cash, che è in terza posizione, poi via via tutti gli altri. Tanto i 200 iniziali se ne vanno in 14,1, quarta posizione lungo la corda per Velvet Lux, poi Zumba B, ancora posizioni in lunga fila indiana dopo i primi 400 metri in 29,3 Saccarina B, quindi la tedesca di casa Romanelli tira via a buona andatura. Ora cominciano a muoversi dalle retrovie e si vede la terza ruota di Zumba B con Velvet Lux che l'ha anticipata. Velvet Lux si lascia poi superare da Zumba B per prendere la scia. Al largo c'è anche Vassallo, mentre fuori corso praticamente Zola Bad, che aveva sbagliato. Intanto per gli 800 1, 1 e 1 con Saccarina che continua a condurre, 1,16,1 il passaggio al chilometro, seconda posizione per Viperina Spin, all'esterno si impegna sempre Zumba B e siamo a 400 metri dalla conclusione. In vantaggio Saccarina B, insiste Zumba B al suo esterno, alla corda è sempre Viperina Spin. Queste tre prendono vantaggio dal resto delle Velvet concorrenti. Lux squalificato. Completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo con in vantaggio Saccarina B. Saccarina B allunga. Squalificato. Saccarina B nel finale controlla, vince su Zumba B. Terzo posto per Viperina Spin, al quarto dovrebbe essere Vassallo, poi vediamo se Zola Bud conquista il quinto posto, sarebbe mezzo punto, ma con i 10 di Matteo Zaccherini fila a 13 punti e quindi bisogna vedere se Carlo Dorovic ne aveva 10 e con Velvet Lux non dovrebbe aver preso punti, quindi è una storia fra Matteo Zaccherini e Filippo Monti. Andiamo a rivedere, ci sono diverse squalifiche, vedete addirittura 3 squalifiche probabilmente sull'ultima curva, quindi potrebbe aver preso anche un punto Filippo Monti con Zola Bud che era fuori corso praticamente lontana, ma ha chiuso virtualmente al quarto posto, almeno così dovrebbe essere.